Il secondo ricordo consecutivo per papà. Sì, siamo alla seconda edizione, tra l'altro partita benissimo, sempre con un po' di ritardo, ma quello è fisiologico. Tanti ragazzi, ragazzine, tanto entusiasmo, il tempo oggi veramente è spettacolare, sembra estate piena veramente, anche se siamo alla fine. E l'iniziativa anche quest'anno ha riscosso il giusto successo. Tanti sport, alle spalle abbiamo il basket, ancora di più ricorda papà. Assolutamente sì, per 40 anni lui è stato presidente e traino dell'Alcione e portare avanti la sua eredità non è stato per niente semplice. Stiamo iniziando dopo 2 anni a metterci in bolla più o meno adesso, per cui la passione continua sicuramente, andiamo avanti cercando anche di migliorarci, perché comunque di anno in anno stiamo cercando di fare qualcosa di meglio, facendo crescere i nostri istruttori, per cui di conseguenza anche il livello di ciò che insegniamo e che portiamo avanti settimanalmente in palestra. Papà rimane giornalmente nei ricordi. Papà c'è sempre, in ogni ambito, che sia pallacanestro, che sia famiglia, che sia lavoro, perché comunque era il cardine in tutte queste cose qua, e dunque c'è sempre assolutamente, è sempre presente ogni giorno e ogni giorno manca. Ricordiamo Franco. Ricordiamo Franco, il mio grande fratello, col quale c'era un legame fortissimo, anche se non è che ci frequentavamo molto, però eravamo molto legati e anche in confidenza, e insomma ci siamo sempre aiutati quando abbiamo avuto bisogno. Per me qui è un grande onore, è un piacere essere qua per commemorare mio fratello, il quale per lo sport e soprattutto per il basket era da anni che faceva il presidente, portava. Quindi vedere tutti questi giovani, questi ragazzi è una gioia, e penso che mio fratello da lassù dov'è sia molto felice. Serena, cosa ti ricordi del nonno? Io del nonno ho sempre apprezzato molto e ammirato la sua intraprendenza e il suo coraggio, e penso che siano dei valori che mi ricordo un po' nelle mie giornate, nella mia quotidianità, per andare avanti anche nei piccoli problemi. Sapere che forse un po' del suo sangue scorre nelle mie vene mi fa avere più coraggio e più forza per affrontare qualsiasi cosa. Laura, lo sport, la Santa Messa e poi il pranzo insieme. Sì, è un modo per riuscire a creare una giornata di fraternità, che è molto bello iniziare l'anno in un momento di aggregativo e fraterno, e nello stesso tempo è anche dire che nelle nostre vite non dobbiamo solo pensare nello sport, solo al nostro interesse, ma dare qualcosa anche per altri. Quindi in quest'anno abbiamo pensato di devolvere l'introito di tutta la giornata a favore proprio il reparto di ematologia degli hospital del San Martino, e pomeriggio avremo anche il medico che ha curato papà con questo tema di forza e coraggio quest'anno, che vogliamo mettere a tema. Questo. Ecco, il titolo della giornata avete voluto scrivere in 3 parole: fatti di vita. Sì. In un mondo in cui ci si fa di tante cose per evitare di vivere e affrontare un po' le situazioni anche difficili, allora io penso che sia importante che quando si ci deve fare di qualcosa, farsi di vita fino in fondo, anche quando la vita ci propone momenti complicati, ecco. Serena, cosa fai nella vita tu? Io ho finito il liceo scientifico e quest'anno inizio il primo anno di giurisprudenza a Genova. Da grande cosa ti vedi? Mi piacerebbe entrare in magistratura, però si vedrà. Inizio questo percorso e vediamo. E invece nello sport, nel tempo libero?
Io ho sempre fatto fin da piccola basket e danza. Ora l'anno scorso è stato un po' impegnativo, però cerco lo stesso di diciamo andare qualche volta a fare un po' di palestra, un po' di ginnastica e corsa, sì, per tenermi in forma, perché è sempre stato comunque un elemento importante nella nostra vita. Cioè, insomma, lo sport in casa Orio non manca mai. No, assolutamente. Anche oggi in mezzo a tanti giovani. Meno male, era il posto giusto per Franco ed è il posto giusto per noi oggi. E cosa ricorda con piacere del collega Franco? Tutto quello che lui ha fatto in tutti questi anni in cui abbiamo lavorato insieme, quello che ha lasciato tanta voglia di fare, tanta energia, tanto coraggio anche per affrontare le sfide, e speriamo che qualcuno riesca ad accogliere e a raccogliere questo suo insegnamento. Le cose vanno avanti? Vanno avanti, certo, noi ce la mettiamo tutta. E una giornata come questa per lei cosa significa? È una giornata in cui ritornano tanti pensieri e cerchiamo di farli entrare nel nostro cuore per portarli avanti il più possibile, seguire anche il suo insegnamento. Bene, allora buon proseguimento. Grazie. Il canottaggio è presente? Sì, il canottaggio è presente, ovviamente per motivi ovvi logistici non posso portare le barche e il mare qua, però ci siamo portati dietro il remergometro, uno strumento che si usa nell'attività invernale principalmente di allenamento. Ho modo per far provare perlomeno il movimento ai ragazzi, a chi è interessato. Ho portato qualcuno dei miei atleti perché altri sono impegnati in una gara nazionale a Moneglia e quindi festeggiamo il ricordo di mio zio Franco con questo sport, con i miei ragazzi, con tutti i suoi insegnamenti. Io sono arrivato prima a praticare, a fare l'atleta direi in maniera ottima, e poi anche come allenatore sto cercando di seguire i suoi esempi, tutti i suoi insegnamenti per poter insegnare e lasciare dei valori ai ragazzi che alleno. Senti, ma lui è appassionato di sport, sì, ma soprattutto di basket. Lo zio per il canottaggio cosa diceva? Allora, io ho fatto 22 anni di pallacanestro, poi quando per motivi, a causa di un brutto infortunio, ho dovuto cominciare a fare, mi avevano consigliato canottaggio, e lui mi ricordo che un po' non era molto felice della mia scelta, però poi mi ha sempre sostenuto. Poi quando ho cominciato a fare risultati, anzi era uno dei miei primi tifosi, ancora agli ultimi tempi mi domandava sempre come andavano le gare e tutto, quindi se sono arrivati in alto è anche grazie a lui. Bene, allora buon proseguimento. Quando iniziate? Noi non finiamo mai, nel senso che il canottiere non si ferma mai come attività. Finiamo adesso i campionati italiani col mese di settembre e poi riprendiamo a ottobre, perché poi iniziano le gare invernali, primaverili, quindi ci diamo da fare tutto il tempo. Mauro, Franco è sempre presente. Ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo nel cuore, ce l'abbiamo sempre davanti. Purtroppo sono già 2 anni che se n'è andato e chiaramente mancare ci manca sempre. Cerchiamo di ricordarlo, di tenere sempre presenti i suoi insegnamenti e il suo esempio. E non è facile perché era una persona molto particolare. È la seconda giornata di questa bella iniziativa per ricordarlo. Tante persone, tanti giovani, speriamo una gran bella giornata di divertimento insieme. Ecco. Gli amici di Sant'Anna vanno sempre avanti. Gli amici di Sant'Anna cercano di andare avanti comunque, perché è un'associazione che cerca di fare un po' di attività, di vivacizzare un po' la vita del quartiere, la vita sociale, e vediamo che se riusciamo a fare delle iniziative c'è anche una certa risposta, e quindi noi cerchiamo di andare avanti con questo impegno, che quest'anno è il nostro 30° compleanno, quindi cerchiamo di andare avanti comunque. Allora 30 anni non sono pochi. 30 anni non sono pochi, di iniziative ne abbiamo collezionate abbastanza, parecchie, voglio dire, un po' di tutti i tipi, e cercheremo di portarla avanti, come dicevo prima, cercando di essere sempre
così un po' un riferimento soprattutto per il nostro quartiere, ma in alcuni casi anche per la città, per fare delle iniziative di aggregazione per i giovani in particolare, ma comunque per tutti. Ecco. Abbiamo anche una mostra fotografica. Abbiamo una mostra fotografica, una mostra che ricorda ancora ovviamente Franco, ricorda anche diciamo, tutto il suo trascorso, tutte le sue attività, ricorda anche questa è una giornata che ha anche una finalità benefica. L'anno scorso aveva la finalità per la comunità a Cuba, per la missione di Cuba, quest'anno ha una finalità diversa per l'ospedale oncologico di Genova, e dentro sono anche alcune immagini di quello che in qualche modo anche il ricavato è servito per dare una mano a chi sicuramente ha più bisogno di noi. Non è una novità lo sport in piazza anche su Chiavari, ma è sempre molto bello, Cristiano. Sì, noi l'avevamo già proposto con la diocesi, che era partita comunque una bellissima idea ed erano manifestazioni sempre riuscite. Quest'anno il Comune ha creduto e ha pensato di organizzare questa manifestazione per le società sportive. Abbiamo cambiato il periodo, che settembre è l'inizio, diciamo, dell'anno sportivo, quindi le società sono anche più invogliate a far provare i ragazzi. Bellissimo sport in piazza, riuscitissima, una marea di gente e una marea di società sportive, perché Chiavari ha tantissime società sportive. Anche come comune è bello portare avanti tutti gli sport. Sì, credo che sia questa la cosa da sottolineare. Bellissima giornata, ci abbiamo messo un po' per organizzarla, perché comunque non è mai facile, ma grazie anche all'aiuto del CSI ci siamo riusciti. Un grande successo, direi, molto importante soprattutto per le società cosiddette minori, che oggi hanno avuto modo di presentare le loro attività e secondo me faranno anche bene, perché credo che tanti bambini si iscriveranno non solamente più nel calcio. Ecco. È un evento che vogliamo assolutamente ripetere e vorrei che anche magari estendere come confini della città, portarlo fino a Piazza Roma, magari anche Piazza Cavour, farlo diventare un po' una classica per Chiavari. Cristiano, il CSI sta bene? No, sta bene, poi è sempre presente sul territorio, CSI ha tutte le discipline sportive e oggi è stato veramente l'esempio che esistono tantissime discipline sportive, come diceva Davide, non solo sul calcio, ma oggi eravamo dal subbuteo, ping pong, ginnastica, lotta, arti marziali, cioè tantissime discipline sportive sempre rappresentate, che sono presenti a Chiavari nel tessuto sociale. Tra l'altro anche come territorio sulle piazze così riescono anche bene, no? I ragazzini si divertono. Certo, è stata una giornata credo di grande divertimento, a prescindere poi da quello che sarà dal punto di vista del risultato concreto per le società, visto che i bambini hanno provato sport a loro non abituali e che magari non conoscevano neanche, alcuni bene neanche io, quindi è stato un piacere e anche un motivo di conoscenze ulteriori per tutti. Cristiano, chiudiamo, adesso c'è la premiazione, anche noi abbiamo cercato di fare abbastanza, non l'abbiamo fatti tutti perché erano veramente tanti, ma per renderli l'idea, cioè di far partecipare la gente magari il prossimo anno. Sì, la gente ha partecipato, si parla di oltre 3.000 persone che hanno girato, lunghe file agli stand dove i ragazzini potevano provare tutte le discipline sportive e scegliere per loro quella che ritenevano più idonea. Marco, la pallavolo in campo anche oggi?
Sì, beh, è una bellissima giornata, festa dello sport, poi la location è veramente bellissima qui in Piazza Mazzini e in tutti i carruggi, e noi abbiamo portato un po' dei nostri bimbi e devo dire oggi c'è stata molta affluenza stamattina, pomeriggio, abbiamo fatto giocare i ragazzi, che la pallavolo poi si presta anche a chi comincia a fare qualche palleggio, qualche attacco, quindi una bellissima giornata. Novità? Beh, novità nostre, bene, direi che sono già partite le prime squadre, stiamo partendo con tutte le under e settimana prossima partiranno anche i corsi dei bambini, quindi come al solito abbiamo i nostri corsi tra Chiavari e Lavagna, alla palestra Marchesani, al Parco Tigullio, e abbiamo anche quest'anno un sacco di obiettivi. Dunque è tutto pronto per partire? Sì, siamo già partiti con alcuni gruppi e è tutto pronto. Le prime squadre sono già al lavoro, i maschi proveranno a primeggiare nel campionato regionale di C maschile e le femmine quest'anno hanno rinnovato molto, hanno ringiovanito molto la squadra. Siamo riusciti con orgoglio a inserire alcune bimbette che sono partite a 6-7 anni come questi che vedete qua dietro, bimbi piccoli e che hanno adesso 18-20 anni, abbiamo inserito nella nostra prima squadra. Una bella stagione questa, Alessandro? Sì, assolutamente, è iniziata la scorsa primavera con la vittoria nel campionato italiano per la nostra giovanissima atleta, e quindi continuiamo così. Da domani cominceranno le lezioni di prova dei corsi e l'agonistica è andata avanti tutta l'estate e siamo qui a fare un buon lavoro, cerchiamo di fare un buon lavoro, dai. Vogliamo citare la campionessa così? Sì, assolutamente, si chiama Alessia Marena, 8 anni, campionessa italiana, quindi siamo molto orgogliosi. Era un evento mai successo per Pro Chiavari per una ragazza così giovane, abbiamo sempre ottenuto più risultati nella maschile, quest'anno abbiamo avuto la bella sorpresa della bambina forte e quindi siamo contenti. Vediamo sempre dei bambini piccolissimi a frequentare questi corsi. Sì, perché diciamo, la ginnastica comunque anche propedeutica è indicata anzi per iniziare anche da una giovanissima età. I nostri corsi iniziano dai 3 anni in avanti, quindi mentre molti altri sport magari non possono, noi diamo una base di coordinazione, di potenziamento per poi fare qualunque cosa. Speriamo che rimanga nella ginnastica. Allora buona continuazione alla società, una delle società storiche del nostro comprensorio. Assolutamente, noi siamo del 1893, quindi abbiamo fatto 126 anni di storia e cerchiamo di andare avanti meglio che possiamo con le forze che abbiamo, che comunque è sempre impegnativo per tutti. Il judo in piazza. Sì, bene, noi abbiamo aderito con molto piacere a questa manifestazione organizzata dal Comune, anche se sinceramente eravamo un po' in difficoltà, in quanto la nostra attività a maggio ha dovuto essere sospesa per i lavori che sappiamo che si stanno facendo in via Gastaldi, praticamente ristrutturando completamente la palestra, e quindi oggi è il primo giorno di attività e ci ha fatto piacere rincontrare i nostri ragazzi, chiaramente una piccola parte perché non essendo ancora aperti quindi non possiamo neanche farci pubblicità perché non abbiamo una sede momentaneamente fissa. Saremo ospiti a Lavagna di una società di Lavagna e quindi da domani riprenderemo gli allenamenti, questo fino a dicembre, quando dovrebbero essere ultimati i lavori e ripartiremo con l'attività. Quest'anno è stato un anno molto importante, abbiamo fatto un campione nazionale, abbiamo partecipato a tantissime gare, però non è ancora finita perché a novembre avremo le qualifiche degli esordienti, dove contiamo soprattutto di fare dei risultati con alcuni dei ragazzi che anche oggi sono presenti. Allora, buona stagione, e chi vuole allora arrivare al Judo Chiavari chiamano Piero che insomma è sempre disponibile. Certamente sì, non c'è dubbio, grazie. Forza la scherma. Assolutamente sì, oggi è una bella giornata dove appunto ci si può cimentare in tanti sport, tra i quali il nostro, dove appunto
grosso divertimento, i bimbi possono sperimentare con le attrezzature elettriche la nostra disciplina e quindi divertirsi in questo contesto di Chiavari. Vedo tanti bambini, anche piccolini, che iniziano. Sì, è uno sport che si può già praticare all'età di 5 anni, chiaramente iniziamo con gioco sport e poi via via si affina la tecnica, quindi sicuramente per divertirsi non c'è età e quindi invogliamo tutti i bimbi a fare scherma, diciamo. Papà lo vediamo sempre impegnato. Papà non molla mai, assolutamente, è il nostro pilastro portante che non molla e non si arrende, quindi diciamo è uno dei maestri fondatori della nostra società e quindi assolutamente. La scherma è andata in ferie quest'estate oppure no? No, la scherma diciamo è rimasta aperta per gli agonisti che si sono continuati ad allenare, in più abbiamo partecipato a dei camp estivi e quindi non ci siamo riposati. E per l'anno prossimo? Per l'anno prossimo adesso inizieremo l'anno agonistico con appunto il mese di ottobre, a novembre già organizzeremo un evento qui a Chiavari, il campionato interregionale che coinvolgerà 600 bimbi nella fascia di età under 14, quindi appunto abbiamo ripreso a pieno regime la stagione agonistica. Federica, tantissime bimbe abbiamo. Sì, qui abbiamo tutto il settore silver che è molto numeroso e tecnicamente preparatissimo e il settore gold, quindi è l'agonismo diciamo a 2 livelli. Oggi si sono esibite tutto il giorno, quindi praticamente hanno fatto allenamento, sono state bravissime, hanno dimostrato le varie capacità tecniche e coreografiche e poi abbiamo avuto tanti bambini che hanno provato e si sono appassionati a questa disciplina che è sempre comunque giovane, perché la ginnastica aerobica è cugina dell'artistica e della ritmica, ma diciamo è poco conosciuta rispetto alle altre 2 discipline, anche se comunque è da anni regolamentata dalla Federazione Ginnastica d'Italia e dall'UEG, Unione Internazionale Ginnastica. E abbiamo puntualizzato che lo sport è comunque importante per i bambini dall'età prescolare e abbiamo tutte le società, abbiamo corsi di gioco motricità, noi specificatamente nella ginnastica, ma comunque la ginnastica prepara qualsiasi sport che poi verrà scelto in età scolare, quindi abbiamo puntualizzato la nostra attività didattica dei corsi base, dalla scuola materna alla scuola elementare alla scuola media, a corsi di acrobatica alla sera e all'attività naturalmente agonistica che fa della disciplina una disciplina sportiva. Vedendo tutte queste bimbe, insomma, avete un bel settore giovanile. Abbiamo un bellissimo vivaio di bambine piccole, una bellissima squadra junior e la cosa importante che sono molto diciamo, unite i 2 settori e le squadre, essendo uno sport non solo individuale ma anche uno sport di squadra, comunque fa gruppo, fa crescere in gruppo in un ambiente sano, sportivo e queste bambine io le ho viste crescere, le vedo che stanno diventando grandi nelle varie categorie e la cosa che mi piace è che rimangono sempre dentro la società, volentieri, sia gareggiando che non gareggiando, poi diventano insegnanti come Adele Grigoni che è la mia assistente del silver dei corsi, che veramente è stata una mia atleta e sta diciamo, seguendo quello che sto facendo io. E quindi tutte le mie ex atlete io me le sto tirando su perché poi vadano avanti loro, perché chi cresce nel settore della ginnastica e della federazione ginnastica ha una marcia in più. Questo sogno quando viene realizzato? Ma il sogno si è già realizzato, diciamo che ormai siamo in fase molto più avanzata. Oggi siamo qua a fare questa giornata con diciamo, la città di Chiavari. Sono contento perché sono venute parecchie ragazzine a fare la prova, a fare un po' di esercizi. Si vede che la nazionale di calcio che è arrivata, ha fatto una bella figura, ha avuto il suo ben risultato. E qua in Carugio cosa avete fatto? Abbiamo fatto un po' di esercizi, un po' di tiro al bersaglio e un po' di slalom. Però quello che vi dicevo prima, il bello era che sono venute parecchie ragazzine, che si vogliono anche iscrivere forse a Ropinaro. Cosa la nazionale ha fatto da traino? Direi che ha fatto da traino veramente forte perché io così tante ragazzine a provare a giocare a calcio non le ho mai viste. E la squadra di dirigenti è pronta per la nuova stagione? Dirigenti sempre pronta, siamo in fase di preparazione, abbiamo già fatto con la squadra
maschile la Coppa Liguria, 2 pareggi, più che positivo direi fino adesso. Giuliano, il basket in piazza oggi. Basket in piazza, sembra che sia andato tutto bene, i ragazzi si sono divertiti, molti bambini si sono avvicinati, speriamo che li troviamo nei prossimi giorni in palestra, visto che lo scopo era comunque questo. Viva il basket! Assolutamente viva il basket, da sempre, grazie. E in caso Aurora, novità? Poche, poche, per ora poche. Abbiamo rinunciato alla Serie C volutamente e puntiamo a una Serie D di tutti i nostri giovani. Sono solamente i nostri giovani, poi abbiamo la C femminile e poi abbiamo fatto una collaborazione con Rapallo e Sestri Levante per una squadra Under 14 femminile che dovrebbe essere una squadretta abbastanza competitiva. Oggi l'importante è già esserci, al di là della classifica e del campionato. Assolutamente, certo, è stato uno sforzo una cosa abbastanza impegnativa perché comunque ci ha impegnato tutto il giorno, era bel tempo ma comunque fa molto caldo e quindi è stata un po'. Comunque la partecipazione mi sembra che ci sia stata. Giuliana, chi abbiamo qua? Abbiamo Clara Grigoni, una nostra istruttrice mini basket, con un rappresentante del 2008, Barbero Riccardo. Allora, vi piace il basket? Assolutamente sì. Cosa dici del basket? Il basket è uno sport bellissimo, soprattutto per i bambini, perché li unisce tra loro, essendo sport di squadra, e poi gli permette di, sviluppare il fisico già da piccoli. E tu fai l'allenatrice? Io sono allenatrice, gioco anche in Serie C femminile all'Aurora e sono cresciuta all'Aurora e sin da piccola, sin dalla loro età, ho iniziato a giocare. E questo campioncino? Cosa dici? Ciao. Ciao. Perché hai giocato a basket e hai cominciato? Mi ha portato mio papà. Ti piace? Sì. Hai un ruolo già? No. No. E il tuo allenatore chi è? Giacomo. Sei il numero 4, ti piace il 4? Sì. Quanti anni hai? 10. 10. E a scuola? Che scuola fai? Ilaria Alpi. Che classe, la prima? Sì. Bene, allora niente, ti vedremo a giocare a basket. Ok. Cosa ti piacerebbe fare come ruolo nel basket? Guardia. Guardia. E tu che ruolo fai? Io sono playmaker. Ma allora la mente in campo. Ma diciamo, più o meno, in teoria dovrebbe essere quella. Vabbè, playmaker, allenatrice, va bene. Sì, va benissimo, è una grande soddisfazione. E l'allenatore della squadra femminile? Giacomo. Sempre Giacomo. Sì. Bene, allora buona stagione. Bene, grazie mille. Anche il nuoto presente. Sì, presenti in grandi forze e contentissimi di essere qui per questa bella iniziativa. Com'è stata la giornata? Una giornata intensa, sicuramente interessante sia per noi che per i ragazzi. Speriamo di aver convinto tante persone a provare i nostri sport, perché abbiamo ben tre sport da far provare nella nostra piscina e sicuramente è una bella iniziativa del Comune di Chiavari che insomma non è da tutti, ecco. Nuoto sincronizzato. Nuoto sincronizzato, siamo tante, ma vogliamo fare tanta pubblicità perché vogliamo ancora più gente. È un bellissimo sport perché unisce sia musica, nuoto, scioltezza e tutto, e siamo molto contente, siamo in tante, vi aspettiamo. C'è un mese di prove gratuite da domani fino a metà ottobre, quindi chi vuole lunedì e il venerdì dalle 5 alle 7 siamo qua. Ci vedete in piscina e vi aspettiamo. Ma tu fai nuoto sincronizzato? Nuoto sincronizzato, sì. Ma tu personalmente? No, io insegno, sono allenatrice, mi sono allenata per 10 anni e poi quando ho finito la mia carriera da atleta ho iniziato ad allenare e siamo una bella squadra, siamo in tante, di tutte le età, dalle più piccoline alle più grandi. Appuntamento quando? Appuntamento da domani, ci sono le prove gratuite, il lunedì e il venerdì dalle 5 alle 7 con un'ora di palestra e un'ora di acqua. E niente, non c'è prenotazione, quindi chi vuole venire vi aspettiamo.
Anche gli arbitri in campo. Quest'anno, visto che c'è la festa dello sport, anche noi partecipiamo a questa festa, a questa manifestazione. Siamo venuti a pubblicizzare anche, visto che siamo degli atleti anche noi, abbiamo portato una serie di maglie, dalle vecchie maglie di 50 anni fa alla nuova maglia che abbiamo quest'anno col nuovo sponsor, e visto che abbiamo Rizzoli, che era l'ultima maglia che ha usato quando ha arbitrato il nostro campionato in Serie A, che è stato quell'anno dei mondiali. Quindi speriamo che arrivino tanti arbitri, specialmente le donne, perché quest'anno è l'anno delle donne. Abbiamo avuto una donna che ha arbitrato la finale del campionato femminile e la stessa donna ha arbitrato la finale della Champions League tra le squadre inglesi. Quindi aspettiamo le donne. Insomma, le donne ci batteranno anche a fare gli arbitri. Ma penso di sì. Noi abbiamo 3 arbitri internazionali in Italia che sono donne e quindi hanno partecipato anche loro al torneo mondiale. Qua però abbiamo anche dei giovani in gamba. Sì, abbiamo un giovane che ha fatto un anno in regione e quest'anno ha già arbitrato la sua prima partita in eccellenza di Coppa Liguria, quindi è il nostro futuro per la sezione di Chiavari. Allora forza Chiavari, eh? Forza Chiavari, sì. Cosa è? Ha arbitrato Alassio Ospedaletti in Coppa Italia di eccellenza 2 settimane fa. È andata abbastanza bene come partita e speriamo di tornare presto in eccellenza e arbitrare, che è una cosa che mi piace. Come sei partito a fare l'arbitro? Come tutti si parte dai giovanissimi, dai più piccoli che arbitrano, che giocano con arbitri federali e poi piano piano si arriva dove si può, sempre più in alto. Ma da piccolino volevi fare l'arbitro? No, da piccolino no, in realtà io giocavo a basket e poi amici hanno iniziato ad arbitrare e mi hanno coinvolto, quindi poi mi è piaciuto sempre di più e sono rimasto, altri invece purtroppo ci hanno abbandonato. Bene, allora in bocca al lupo per la stagione, Presidente. Approfittiamo a dire che il nostro corso è gratuito, dura 1 mese e mezzo e dopo con la loro divisa diventano veramente persone forti con un tanto carattere. Grazie. La Quarone ci sono diversi sport, no? Come palestra. Sì, abbiamo una palestra di arrampicata al coperto, che è una delle poche che c'è in Liguria, e poi abbiamo la nostra piscina riabilitativa che gestiamo facendo corsi nuoto e di avviamento allo sport. Abbiamo un campo da calcetto che in questo momento è in riqualificazione, nel senso che diventerà, entro 20 giorni, sarà convertito in 2 campi da padel, che è uno sport molto in voga in questo momento, in espansione in Italia, e poi varie sale corsi dove facciamo corsi di Pilates piuttosto che di attività sociale in gravidanza, eccetera. E oggi abbiamo portato la parete di arrampicata, come avete visto, che è una cosa che piace moltissimo ai bambini, per cui siamo stati assaltati molto volentieri da tutti i bambini, più bambini che adulti, a dire la verità, che speriamo poi possano continuare questa attività sportiva impegnativa ma molto gratificante, che oltre a fare all'interno della palestra poi ha uno sfocio verso l'esterno, quindi nelle varie falesie ligure, accompagnati da istruttori ovviamente tramite il CAI. È stata l'occasione oggi anche questa collaborazione col CAI? Sì, esatto, un po' è la prima volta che ci vediamo insieme, che collaboriamo in una struttura, in uno stand, e quindi è stata un'ottima occasione di conoscerci un po' di più di quello che già non ci conosciamo.